per Scuccato, su di lui va tentativo, è fermato Ambrosio, se ne va davanti a sé Solamato, si allarga, poi al momento del tiro viene sbilanciato, sfera recuperata proprio da Amato, poi in una qualche maniera arriva Texido che si allarga, non può andare alla conclusione per l'intervento muscolare di Ambrosio, di Motaran, poi c'è il fallo su di lui, attenzione. Burgaia si allarga, Burgaia in area, Veludo riesce a fermare l'incursione di Burgaia, ancora il Forte dei Marmi a manovrare, dunque con Motaran, si allarga per Burgaia, e ancora Davide Motaran, Burgaia al dietro porta per Martí Casas, che poi appoggia nuovamente dietro la gabbia. All'indietro Motaran, supera un avversario, il secondo viene messo giù e l'arbitro dice che c'è il fallo di squadra indicato dal signor Ferrari, dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi sale a quota 4 per quanto riguarda i falli di squadra, mentre se ne sono andati 4 minuti e 36 secondi di questo primo tempo, risultato fermo sullo 0-0. Squadre che si affrontano in maniera decisamente maschia. Tutto pronto per la battuta, Burgaia, vicino a lui c'è Motaran, richiesti 3 metri, si devono spostare di qualche centimetro facendo il signor Ferrari. Ancora per Casas, su di lui va Texido, dunque non può andare alla conclusione immediata. Motaran, il tiro, grande dritto per dritto il tiro di Motaran, grande la risposta del portiere del Breganze. Adesso è ancora Motaran che prova ad accompagnare, niente da fare, scatta il Breganze con Michans, il tiro di Michans è alto, la sfera recuperata da Casas, rilanciata per Burgaia, davanti a sé Amato, lo supera e tenta la conclusione, niente da fare, passa al lato, la recupera comunque ancora Burgaia per Casas. Pericoloso il tiro di Capitan Motaran, ottima la risposta del portiere avversario. Ancora Casas al centro per Motaran, ma c'è l'anticipo, la sfera per Michans, attenzione, poi un grande Casas che rilancia per Ambrosio, fra due avversari Ambrosio al momento di entrare in area di rigore viene spintonato vistosamente da Texido, l'arbitro dice che c'è il fallo numero 5, intanto se ne sono andati 5:33. È un Forte dei Marmi che cerca la via della rete, mi pare con decisa convinzione, Giulio. Sì, insomma sta cercando di far valere il fattore campo, conclusione di Casas deviata che poi Veludo non ha problemi a controllare. È una partita molto diversa da quella di andata, nel senso che se non vado errato in tutto il primo tempo furono commessi 6 falli di squadra, intanto una forte conclusione di Ambrosio parata ancora da Veludo, e qui sono passati 5 minuti, ce n'è già stati 7, 5 da una parte e 2 dall'altra, quindi sicuramente anche questo dimostra l'importanza della posta in palio, no? La gara di andata è stata un po' forse la prova generale. È chiaro, una cosa che salta un po' agli occhi è il divario di potenziale offensivo fra le due squadre. Intanto la conclusione di Burgaia che Veludo pare poi allontana, perché da una parte c'è il Forte dei Marmi che ha un attacco veramente micidiale e basti pensare che anche il nuovo acquisto Rubio, che è un difensore, ha segnato 31 gol lo scorso anno, e dall'altra c'è una squadra che ha perso i due capocannonieri propri, ovvero sia Lucas Martinez e Muglia, e sembrerebbe un pochino con qualche problema offensivo. In realtà all'andata non si sono visti questi problemi, perché la squadra ha saputo ovviare benissimo a un gioco collettivo che devo dire mi ha molto impressionato. Ha fatto veramente secondo me una grande partita il Breganze, fra l'altro mettendo in mostra giocatori giovani come Dalla Valle, come Borgo, nazionale under 17, che hanno fatto vedere ottime cose. Burgaia tenta il gioco di classe, Veludo ci arriva con un guantone. Esatto, occasionissima rossoblù e risposta del portiere del Breganze decisamente importante. Intanto fuori Scuccato e fa il suo ingresso in pista, adesso appena lo avremo in favore di maglia con il numero 3 è proprio Dalla Valle. Intanto la sfera per Ambrosio viene messo giù da Dalla Valle, c'è la punizione. Primo cambio anche per il rosso-blu, fuori Motaran e dentro Rubio, fuori
intanto Maremmani è entrato al posto di Ambrosio e c'è il time out chiesto dal Breganze. Dunque 6 falli per il Breganze, a quota 2 il Forte dei Marmi, il risultato di 0-0 e qualche occasione importante si è vista, sicuramente Veludo il giocatore che fino a questo momento ha lavorato di più. Sì, sicuramente come occasioni ne ha avute di più il Forte dei Marmi, anche di una notevole consistenza. Il Breganze c'è da stare molto attenti perché è una squadra che comunque è pericolosissima, emblematico proprio l'1-2 di Scuccato nel giro di 18 secondi, prima un bel tiro nella gara di andata ovviamente, prima un bel tiro dalla tre quarti e poi un perfetto assist di Michans che lo ha pescato dalla propria metà pista, sembrava quasi un passaggio alla Enrico Mariotti, l'ha pescato al limite e è stato bravissimo Scuccato a raddoppiare subito, quindi è una squadra da tenere molta in considerazione proprio per queste ripartenze, perché ha giocatori come Michans e Texido che oltre a segnare sono veramente molto bravi anche in fase di ispirazione della manovra. Intanto il debutto per Xavi Rubio sulla pista del palahockey di Forte dei Marmi, tocca la sua prima sfera, riceve il passaggio di ritorno, smista per Casas, Casas punta l'avversario, cerca di andarsene, resiste alla carica, entra in area, ci prova e prende il palo, superato tutti ma non il palo, attenzione dall'altra parte il tentativo viene smorzato, ancora Burgaia, era entrato benissimo in area Casas, il palo gli ha negato la rete, dunque niente da fare, si torna a manovrare con Burgaia in possesso di sfera per Maremmani, due autori delle 3 reti, doppietta per Burgaia, ricordo, e gol di Maremmani per la gara di andata. Adesso è Casas che ci prova, poi arriva Rubio per la squizzata ma non gli riesce. Attenzione a Michans che deve manovrare, il vero cervello della squadra, questo spagnolo molto importante, giocatore, è un top player questo, uno che potrebbe giocare ovunque, grande intelligenza tattica. Manovra ancora, sfera all'indietro per Amato, Amato cerca un compagno, lo trova ancora nel numero 14, ancora Amato, finta, cerca di caricare il tiro, va a disturbarlo in maniera pulita il numero 18 Casas, ma la sfera rimane in favore del Breganze. Della Valle all'indietro per Amato, ancora il tentativo al centro, niente da fare, la deviazione di Rubio, scadono i 45 secondi, questa volta è il Forte dei Marmi a tenere gli avanti vicentini lontani dalla porta di Ignata. La sfera intanto, attenzione, Casas che prova a superare Amato, poi recupera pallina, la serve per Rubio, chiamato uno schema, ancora la pallina per Burgaia, da questi a Casas, Maremmani adesso dall'altra parte, ancora Burgaia, cerca un compagno, si lamenta Gigio Bresciani con i suoi, vuole più velocità, tentativo di passaggio in profondità ma capisce tutto Texido, recupera sfera e rimposta l'azione il capitano dei vicentini, in profondità per Amato, ma c'è, scusate, Della Valle, ma c'è l'anticipo di Burgaia, Burgaia supera un avversario, passa dietro la porta, appoggia per Rubio, da questi a Casas, per Rubio ancora, buona difesa del Breganze questa sera in tenuta grigia, in tenuta verde il Forte dei Marmi, ancora al centro, tentativo di deviazione che non riesce, la sfera è ancora rosso-blu, 24 secondi per andare a concludere. Rubio ancora, appoggia per Burgaia, supera un avversario, poi su di lui va Texido, lo ingaggia alla sponda, Rubio ancora all'indietro, Casas, Rubio a tentativo, sfera che si impenna, la recupera il Forte dei Marmi, ancora per Maremmani al limite dell'area, niente da fare, siamo ai 45 secondi. Tanto torna in avanti Rubio, si ferma, cerca un compagno, Maremmani, il tiro, Veludo gli dice di no, poi in una qualche maniera riesce a scalciare e c'è dunque il time out chiesto dal Forte dei Marmi, 14:29, 0-0 il risultato. Dunque ancora la formazione rosso-blu che non riesce a sbloccare, in questi ultimi minuti si è difeso molto bene il
Breganze. Ha avuto anche un paio di occasioni di volare in contropiede, ma la difesa del Forte dei Marmi fa buona guardia. Beh sì, il tema tattico ormai, almeno per ora, sembra questo. Il Forte dei Marmi che chiaramente sta dispiegando il suo potenziale offensivo con un Casas e un Ambrosio che mi sembrano al momento molto più ispirati in area rispetto alla gara di andata, e il Breganze che invece è sempre pronto a sfruttare le ripartenze, come abbiamo visto. È chiaro che c'è da stare attenti a quello per quanto riguarda il Forte dei Marmi, ma attualmente la squadra di Bresciani a livello di occasioni è decisamente avanti. Veludo del resto non lo scopriamo che è un grande portiere, credo che nel cambio indubbiamente ha perso un grandissimo Bruno Sgaria, il Breganze però ha preso ormai una certezza, perché proprio sulle parate di Veludo lo scorso anno il Vercelli ha conquistato la sua straordinaria salvezza, che poi non è bastata perché la squadra ha rinunciato. Però indubbiamente questo portiere portoghese angolano è veramente un grandissimo giocatore. Prima sul tiro di Maremmane abbiamo visto non solo la parata, ma poi come si è alzato, proprio librato in aria per allontanare con i gambali la pallina. Intanto sono arrivati anche i tifosi di Breganze, una decina circa. Bene, si riparte con Burgaia in possesso di pallina, manovra per Maremmani, attaccato subito da Scuccato, rientrato al posto di Micians. Mattugini in pista al posto di Casas. Intanto il tiro di Rubio impensierisce il portiere sulla ribattuta, però non c'è la possibilità di intervento per Mattugini e ci sono i 5 secondi fischiati, scusate, 10 secondi nello specifico fischiati al Breganze, che era uscito dall'antigioco in maniera pronta. Forte dei Marmi con Maremmani, si allarga Maremmani, cambia per Mattugini, ancora Maremmani, cerca di farsi vedere, riceve Burgaia, da questi a Rubio, Burgaia ancora Xavi Rubio, si allarga, l'occasione per andare al tiro, è un soffio sopra la traversa, sfera lunga per Scuccato, tentativo di contropiede, attenzione, ci prova, poi in una qualche maniera riesce Ignata a fermare, era molto defilato il giocatore Texidò. Adesso è Burgaia che con calma rimposta, ancora il giro a 3 dei rossoblù. Mattugini là in mezzo all'area con Amato a francobollarlo, sfera adesso per Burgaia. Maremmani ancora cerca e trova Rubio, un paio di incursioni importanti, il tentativo di Rubio, deviazione, sfera che si impenna, la recupera comunque Burgaia, poi la cambia con Mattugini, all'indietro per Rubio, da questi a Maremmani, punta Scuccato Maremmani, se ne va, il velo finisce a terra, l'arbitro dice che si può proseguire, siamo ai limiti dei 40 secondi, fischia in questo momento l'arbitro, ci sono presi credo testa a testa, Giulio. Sì, mi sembra è stato uno scontro abbastanza, però il giocatore del Breganze è stato colpito col volto, mentre mi pare che il giocatore del Forte dei Marmi, non so se era Burgaia, sì, infatti, che va a sincerarsi delle condizioni dell'avversario, dicevo, mentre Burgaia, ecco, si tocca una mascella, quindi indubbiamente forse la botta più forte l'ha presa Scuccato, che mi sembra sia stato colpito al volto. Comunque tutte e due restano in pista, meno male, meglio così. Intanto vediamo che sono scaduti i 45 secondi, dunque si riprende con la punizione in favore del Breganze che fa uscire Amato e torna in pista Micians, tutto pronto per la battuta, Micians in possesso di sfera, da questi a Scuccato ancora, cerca e trova il numero 9 Retis, subentrato a Texidò, tentativo, niente da fare, poi la sfera recuperata da Mattugini che viene fermato irregolarmente, vale il 7° fallo per il Breganze. Attenzione, Rubio si allarga, missile di Rubio e il palo salva Veludo, poi colpisce la schiena del portiere ed esce la pallina, sfortunato Xavi Rubio. Attenzione dall'altra parte, adesso è Retis in possesso di sfera per Scuccato, cerca di andare alla conclusione, poi di prima intenzione sulla ribattuta è Micians, ma buona la risposta di Riccardo Ignata. Scuccato adesso in possesso di pallina, occasione da una parte e dall'altra.
Ancora il tentativo per la deviazione in area di Della Valle, ma la sfera è recuperata dal Forte dei Marmi. Provano spesso queste palle filtranti dalla distanza col tentativo della spizzata. Intanto fuori Burgaia, entra la stecca d'oro appena premiata Federica Ambrosio, oltretutto ex di turno. Ambrosio che va a disturbare la sfera, e per Maremmani, che poi al momento della conclusione non riesce a trovare i tempi. Poi subentra Michans con gran mestiere su Mattucini, la sfera per Retis che la riporta in avanti per i suoi, occasione per il rossoblu, ma niente da fare. 11-0-3, 0-0 risultato. La sfera al centro, la conclusione di Retis passa al lato, ma è pericolosissima. Adesso la sfera schizza lontana, è Michans il primo a recuperarla. Vediamo quale sarà la sua intenzione, è quella di spararla lontana. La prende Xavi Rubio e rimposta l'azione per il Forte dei Marmi. Torna in avanti Rubio, autore di un palo e di un paio di conclusioni importanti, la mette al centro per il tentativo di deviazione di Maremmani che non riesce. Mattucini per Ambrosio, ancora Ambrosio, Rubio si libera, va alla conclusione e va dentro, e vediamo Xavi Rubio va al debutto in casa, e miglior debutto non potrebbe esserci, perché è Xavi Rubio che fa l'1-0 e porta avanti il Forte dei Marmi. Battesimo decisamente importante, Giulio. Sì, un gol importante, ma soprattutto un gol voluto, proprio di forza, perché il tiro è stato ribattuto, poi si è impennato, è finito in rete. C'era comunque vicino anche Mattucini per un'eventuale ribadita. Intanto una conclusione subito di Michans che finisce forse alta per una deviazione, sì, e comunque devo dire che insomma mi sembra che chi è alla visione non possa che concordare sul fatto che il Forte dei Marmi meriti il vantaggio per il numero di occasioni che è riuscito a costruire. Quindi un gol forse anche emblematico della fatica che ci è voluto proprio, però il Forte dei Marmi ha sbloccato. Vediamo come si evolverà la partita. Intanto il tiro di Mattucini passa al lato, attenzione, la recupera Michans, 3 contro 2, cerca di andarsene, allarga per Scuccato, ma trova un Riccardo Ognata decisamente importante. Chiama il suo la calma Ambrosio, adesso è lo scatenato Rubio che miglior debutto non poteva avere sul parahockey di Forte dei Marmi. La sfera è ancora per i versiliesi con Ambrosio, Mattucini, Maremmani, ancora Ambrosio, si fa vedere, riceve Rubio, la dà in profondità per Maremmani, chiuso, sfera all'indietro, Rubio, missile dalla lunga distanza, non c'è deviazione, la sfera è alta, la punizione in favore del Breganze, praticamente nel cerchio di centropista, poco oltre, quando mancano 9:20, il vantaggio di Rubio, riesce con un'alza e schiaccia a superare il portiere Veluto. Battuta in questo momento, Scuccato si allarga, Scuccato Della Valle, da questi a Michans, ancora Della Valle, e il numero 6 Borgo, giovanissimo, va alla conclusione, ma la sfera è deviata, e poi c'è il duello alla balaustra fra Ambrosio e poi vediamo il risultato. È Ambrosio che, trattenuto, poi travolge il giovane Borgo e c'è la punizione in favore del Breganze che costa il terzo fallo di squadra ai rossoblu. L'avevano segnato, poi l'hanno tolto, adesso l'hanno aggiornato. Bisogna attendere il fischio del signor Ferrari, è quello che fa cenno ai giocatori. La sfera per Borgo, se ne va in fascia destra, cerca di superare, ci riesce, poi finisce a terra Borgo travolgendo il portiere Ignata nel tentativo di superarlo. La punizione in favore dei rossoblu, già battuta, con Ambrosio che torna in avanti, ma è un Breganze che si fa decisamente pericoloso. Ancora Mattucini si allarga, poi appoggia a centro per Rubio, da questi a Maremmani, dietro porta per Ambrosio, ci prova, no! Maremmani, 2-0, grande
azione del rosso blu, la sfera da Maremmani ad Ambrosio, si ferma, il movimento di Ambrosio inganna praticamente tutta la difesa, ancora per Maremmani, e quando mancano 8:23 il raddoppio del Forte dei Marmi con Giacomo Maremmani. Giulio. Sì, gran gol. Maremmani ormai ci ha abituato, no, a questi gol da attaccante più che da difensore come dovrebbe essere. Anche a Breganza ne ha segnato uno bellissimo. Tanta attenzione a Scuccato che cerca l'azione personale, salta il primo giocatore, non il secondo. È una rete importante, il Forte dei Marmi se vuole comunque mantenere il vantaggio deve continuare con questo ritmo. Aveva ragione prima Bresciani a chiedere di velocizzare il gioco, perché la squadra quando lo ha accontentato ha raccolto il risultato della sua pressione, e del resto nell'occhio di oggi, se non si mantiene il ritmo alto, e lo si vede anche dai continui cambi, è difficilissimo superare delle difese organizzate come quelle del Breganza. Tanto c'è il tentativo di filtrante di Casas subentrato a Mattucini, ma non riesce nella deviazione il compagno e torna dunque in avanti con il numero 9 Retis. La formazione del Breganza adesso recupera sfera con Micians, allarga per Scuccato ancora, fa partire un tiro ma è murato da Rubio che fa il suo mestiere, segna e difende, ed è quello che ci piace. Ancora in avanti Maremmani per Rubio per Casas, intanto viene chiamato dalla panchina il cambio, credo per Maremmani, è Casas che prova il capolavoro ma grande Veludo a rispondere. Insomma, Forte dei Marmi adesso che sta manovrando, intanto Casas per Rubio ancora, esce dalla zona buia Rubio, poi appoggia per il tentativo, e ancora Veludo che nonostante la sfera passata fra le gambe di un compagno riesce comunque a intercettarla. Attenzione adesso il cambio dentro Motaran e fuori Maremmani, Rubio per Ambrosio, c'è il fallo del portiere, la punizione in favore del Forte dei Marmi, il time out chiesto dal Breganze, e mi sembra, per quanto visto dopo la seconda rete circa 2 minuti e mezzo fa del Forte dei Marmi, mi sembra che ce ne abbia un gran bisogno Giulio. Ha accusato il colpo, almeno al momento, considerando anche che è in pista comunque con dei ragazzi molto giovani. Sì, ma del resto è chiaro che il doppio vantaggio, insomma, tornando a dire dell'hockey di oggi, una volta 2 gol di vantaggio nell'hockey non contavano nulla, ora sono molto più difficili da recuperare in generale rispetto all'hockey di una volta, proprio perché c'è una maggior potenza fisica delle squadre. E il Breganza è la prima volta che in questa doppia sfida una squadra riesce ad andare in doppio vantaggio, potrebbe essere importante, ma è chiaro che il Forte dei Marmi non può abbassare la guardia, perché il Breganza ha dimostrato anche sotto di avere delle capacità offensive notevoli. Fra l'altro Borgo l'avevo già visto che è un ottimo giocatore, nazionale under 17, fra l'altro il miglior realizzatore della nazionale italiana con 10 reti insieme al viareggino del centro giovani Cardella ai recenti europei, e sicuramente al di là di quello che ha fatto vedere negli europei vedo che si sta disimpegnando molto molto bene anche con persone molto più esperte rispetto ai pari età. E insomma c'è gran bisogno di giocatori di questo livello nell'hockey italiano, giovanissimi. Esatto, intanto la manovra va per il Forte dei Marmi con Rubio, da questi a Casas, tentativa al centro, la deviazione di Rubio, niente da fare, attenzione, si distende, è proprio Borgo in possesso di sfera, su di lui va Rubio, cerca di andarsene Borgo, riesce a superare Rubio, poi c'è la sfera, l'intervento ma fuori dall'area di competenza della stecca di Riccardo Ignata, e dunque la punizione in favore del Breganze, e dunque si azzera il cronometro, 45 secondi per l'azione vicentina. Battuta a Texido, cerca un improbabile alza e schiaccia da dietro porta, c'è lì Rubio, non c'ha problemi, sfera controllata, grandissimo da Casas che poi al momento del tiro però viene sbilanciato, ma va a riprendersi sfera, prova ancora all'indietro Rubio, è stata un'azione travolgente di Casas che ha fatto fuori praticamente tutti gli avversari, poi è stato sbilanciato in ultimo dal gran mestiere di Micians, e dunque niente da fare. Il fallo per il blocco di Ambrosio sul già citato Borgo,
E dunque il Breganze che adesso è in pista con Scuccato, Borgo, Micians e Texidò. Tanto vediamo Scuccato che lascia il posto ad Amato, gli risponde il Forte dei Marmi con Rubio, Motaran, Ambrosio e Casas. Cerca di andarsene Micians, buon incrocio però difensivo del rosso-blu. Adesso è Texidò, da questi a Borgo, filtrante che non riesce, la sfera schizza all'angolo, la recupera Motaran, la gira dall'altra parte per Ambrosio che la dà in profondità per Casas che supera Micians e poi però un rimbalzo maligno lo costringe ad andare alla manovra. Motaran, missile, e poi ancora è dentro, e la deviazione io credo che sia, no, viene assegnato a Ambrosio il tiro violentissimo, poi la deviazione prima di Rubio poi di Ambrosio e fa 3-0. Ma tutto è partito dalla stecca e dalla fiammata violentissima di Capitan Motaran, ottime deviazioni. Sì, Motaran aveva già giocato un'ottima partita a Breganze dove aveva fatto un'azione personale straordinaria con una grandissima parata di Veludo, poi non aveva avuto fortuna sul rigore sul palo, intanto doppio tiro del Breganze, il primo parato, il secondo fuori ad opera di Texidò. E insomma 3-0 il Forte dei Marmi sta legittimando una superiorità e con un'altra accelerazione di Casas che ne ha già fatte due stasera, questa è la terza, è decisamente un altro Casas rispetto a quello visto sabato e chiaramente quando si ha un giocatore con queste accelerazioni tutto il fronte difensivo avversario viene un po' sballato in certi momenti. Intanto Texidò prova il tiro, c'è una deviazione e vediamo le decisioni dell'arbitro, c'è una punizione in favore del Breganze, aveva respinto Gnata che è già la seconda volta che fa delle respinte di guantone aeree. Esatto, la punizione in favore del Breganze quando mancano 4-0-3, risultato 3-0. Le squadre si sono un po' calmate dopo la partenza scoppiettante del primo tempo. I falli sono niente, viene chiesto di rialzarsi, l'arbitro non ravvede fallo, intanto c'è la stecca e la deviazione e la punizione in favore del Breganze. Il time out chiesto questa volta dal Forte dei Marmi dovrebbe essere il time out breve. Dicevo, Ambrosio che cerca la ripartenza, finisce a terra, l'arbitro dice che non c'è stato fallo, il contatto è stato fra stecca e pallina. Rumoreggia molto forte il pubblico, ma di fatto questa è la decisione del signor Ferrari. Dunque time out, dicevamo, è un time out breve chiesto ancora dal Forte dei Marmi, 3:53 alla fine. Dicevo che Giulio dopo la fiammata iniziale delle punizioni adesso siamo 7-4, si è un po' assestata, forse si gioca di più e ci si maltratta meno. Sì, anche perché se no eravamo a livelli di partite spagnole o portoghesi. No, va bene, a parte quello è comunque una bella partita come lo era stato anche la gara di andata, soprattutto considerando che siamo veramente all'inizio della stagione, due squadre già in ottime condizioni anche fisiche. Abbiamo visto, l'abbiamo detto, fra l'altro non è propriamente fresco stasera anche qui, e abbiamo detto i cambi continui proprio per mantenere il ritmo alto, e questo riflettevo proprio che l'hockey di quando io ho iniziato a vederlo c'erano delle squadre che praticamente giocavano con 5 giocatori tutto il campionato, ora sarebbe impensabile perché veramente con i ritmi che mantiene una partita media di hockey adesso i giocatori di una volta non riuscirebbero sicuramente a reggere. Conclusione dal limite, anzi da metà campo di Micians che però non ha problemi Gnata a neutralizzare. Intanto non c'è nessuno sulla risposta e dunque la recupera il Forte Marmi che torna in avanti con Motaran, da questi a Ambrosio ancora cerca un orizzontale e trova Casas, la sfera per Burgaia per Ambrosio, prova il tiro Ambrosio, murato, Amato porta avanti sfera, va proprio Ambrosio su di lui, due compagni in nazionale, la sfera recuperata però da Burgaia, attaccato, si ferma Burgaia in maniera molto intelligente, cambia per Ambrosio, schizza lontana la sfera, la recupera Ambrosio, supera un avversario, passa dietro porta, cerca e trova Casas, torna praticamente all'altezza della tre quarti Burgaia, si ferma ancora, stesso giochino dietro porta, poi lo scarico per Casas, da questi a Burgaia, non forza il tiro il Forte dei Marmi, giustamente 3-0, ha di che poter amministrare, mancano 2:40 alla fine del primo tempo.
arriverà al limite dei 45, ci prova adesso Casas, ma la sfera è recuperata dal Breganze dopo il tocco di Veludo. Ancora Amato, il tiro di Amato, la deviazione di Riccardo Ognata, sfera fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore del Breganze. Bisogna asciugare la pista, fa cenno il signor Ferrari su indicazione di Texidó. Dunque tutto pronto, entra l'amico Fabio, addetto al specifico. Dunque dicevo 2:27 alla fine, 3-0, apre il gol di Rubio, poi il raddoppio di Maremmani su bella imbeccata di Ambrosio e infine Ambrosio dopo il tiro di Motaran, la deviazione, tentativo di deviazione di Rubio, la sfera finisce praticamente sulla porta e c'è lì un signore che si chiama Ambrosio, la mette dentro per il 3-0 momentaneo. Attenzione Michans, fallo su di lui, quinto fallo in favore del quinto fallo a carico del Forte dei Marmi, a quota 7 il Breganze. 2:17 alla fine del tempo, ancora Texidó per Amato, Amato per il numero 6 Borgo, grande fiducia di Mr. Mir, la sfera diventa poi un tentativo di contropiede che non si materializza perché schizzano immediatamente all'indietro i giocatori in tenuta grigia, i vicentini, ricordo detentori della Coppa Italia. Ancora il Forte dei Marmi con Casas ancora, va alla conclusione Murata, sfera che rimane lì, la recupera Texidó cerca un compagno, poi il filtrante non riesce, la sfera recuperata dal Forte dei Marmi. Attenzione a Casas, poi la perde ingenuamente, si scontra 1 contro 1, Borgo contro Ambrosio, scusate, alla meglio Ambrosio, sfera che schizza lontana, la recupera Casas, momento di confusione. 1:18, richiama i suoi all'ordine Gigio Bresciani, lo stesso sta facendo Mir dalla panchina, ovviamente la sfera però è intercettata. Michans, tiro murato da Casas davanti a sé Michans, la sfera, il tentativo, passaggio era invitante per Ambrosio, poi troppo veloce per tutti questa pallina di Michans, la recupera ancora il Forte dei Marmi, che dunque dopo la conclusione, il tentativo di conclusione di Ambrosio, può tornare quando mancano 47 secondi a giocarla praticamente quasi fino a ultimare il tempo. Ancora Motaran in possesso di pallina, da questi a Casas per Burgaia, si allarga Burgaia, cerca e trova Casas, è lontanissimo, 18 secondi alla conclusione, 26 alla fine del tempo. Ancora Motaran per Burgaia supera un avversario, non il secondo, poi la sfera rimane lì, la recupera Michans quando mancano 14 secondi, cerca di andarsene, controllato molto bene da Burgaia, recupera la sfera, Burgaia Casas, Burgaia, ma al momento della conclusione c'è una deviazione avversaria, torna avanti per l'ultimo tiro che non dà frutto e finisce il primo tempo sul risultato di 3-0 per la formazione di casa. Dunque Forte dei Marmi che in questo primo tempo pianta 3 puntini da disegno nel tabellone molto importanti, 14:38 Rubio, 16:37 Maremmani, 20:25 Ambrosio. Dunque 3-0, falli di squadra sono 5 per il Forte dei Marmi, 7 per il Breganze. Continuando in questa media ne avremo da vedere anche per il secondo tempo. Partita decisamente interessante, Giulio. Sì, un primo tempo che il Forte dei Marmi ha meritatamente chiuso in vantaggio, però il Breganze è tutt'altro che rassegnato, lo si è visto proprio all'ultimo secondo quando con pochi secondi a disposizione Texidó comunque ha impegnato Ognata, quindi il Forte dei Marmi non può assolutamente abbassare la guardia perché il Breganze è pronto ad approfittarne. Per quanto riguarda le reti è chiaro che una squadra col potenziale offensivo come quella di Bresciani ha sfruttato meglio di quanto non avesse fatto a Breganze a determinate occasioni, ha un Ambrosio e un Casas sicuramente su ritmi elevatissimi e quindi tutto ciò poi viene di conseguenza. Bene, io ringrazio l'amico Giulio per quanto riguarda il
Commento l'amico Giuseppe Nardini per le riprese, Marcello Bulgarelli per la regia, da parte di Fabrizio del Corriere al momento è tutto, ci risentiamo per la ripresa.
Bene, riprendiamo la linea qua dal Palasport di Forte dei Marmi, squadre che si stanno preparando per questo secondo tempo. Primo tempo, ricordo, chiuso sul 3-0 in favore della GDS Impianti Hockey Forte dei Marmi, che ha approfittato di ogni possibilità, ha creato molto, è riuscito a segnare 3 reti, Rubio al 14esimo, Maremmani al 16esimo, al 20esimo Ambrosio. Ha provato una reazione il Breganze, ma ha trovato sulla propria strada, quando non c'era il difensore questa sera in tenuta verde, un Riccardo Ognata, per la verità importante come sempre. Giulio, adesso il secondo tempo, immagino che il Breganze andrà ad aggredire per cercare di smorzare subito questo risultato. Sì, a questo punto con 3 gol di distacco il Breganze deve cercare subito magari di accorciare per cambiare quantomeno l'assetto psicologico della ripresa. Il Forte dei Marmi ha apparentemente una partita in discesa, ma è chiaro che le partite vanno giocate fino in fondo. Il Breganze è una squadra in grado di approfittare, e lo si è visto all'andata, di eventuali cali di attenzione dei rossoblù. I rossoblù, che anche se sono in maglia verde e calzoncini verdi, continuiamo a chiamarli rossoblù, dicevo che chiaramente se riescono a continuare con l'intensità del primo tempo dovrebbero riuscire a portare a casa questo trofeo. C'è da stare attenti per quanto riguarda Forte dei Marmi, perché insomma il Breganze non è che poi è una squadra che di dispiacere al Forte dei Marmi non ne ha dati, perché proprio in chiave di Coppa Italia vinse qui la penultima Coppa Italia che ha vinto, e anche nell'ultima c'è il Zampino del Forte dei Marmi, che infatti fu estromesso proprio dai Veneti nella Coppa Italia, che poi vinsero in finale contro il Sarzana nel marzo scorso. Quindi è chiaro che è un avversario, anche se chiaramente sono squadre diverse, da non sottovalutare. Soprattutto, ripeto, il Forte dei Marmi, che ha fatto la partita fino ad ora, deve continuare a fare quello, perché guai se pensasse di poter amministrare il gioco lasciando l'iniziativa agli avversari. Intanto c'è il fallo numero 8, mi sembrava, infatti viene segnalato in questo momento sul tabellone da parte del Breganze che è in pista con Amato, Micians, Scuccato, Texido, ovviamente Veludo in porta, Agnata, Casas, Maremmani, Burgaia e Rubio. Per la formazione versiliese si allarga Maremmani, la mette per Burgaia, fra 3 avversari, non riesce a girarsi, la recupera il Breganze, torna in avanti, attenzione Texido, il tiro, bravo ancora Riccardo Ognata, questa volta sul tiro pericolosissimo. Siamo dall'altra parte con Maremmani, la percussione fra 3 avversari, poi la sfera recuperata ma solo momentaneamente, ritorna Rubio sui suoi, la riporta in avanti per il Forte dei Marmi, ancora per Casas ancora in profondità per Rubio, da questi a Casas per Maremmani per Burgaia, Casas, percussione di Casas, fa 2 avversari, riesce a superare il primo, non il secondo, poi la sfera recuperata da Micians, da questi a Scuccato, cerca e trova il numero 21 Texido, Micians ancora in orizzontale, Amato, ex Valdagno, la sfera è comunque ancora per la formazione vicentina, la manovrano gli uomini di Mir con Micians all'indietro, Amato per Texido, se ne va Texido, passa dietro la porta, si ferma, aspetta un compagno, al momento non lo trova, poi la dà all'indietro per il tentativo di scarico, la botta di Micians diventa un contropiede per il rosso-blu, ma si riposiziona subito in fase difensiva l'attenta squadra allenata da Diego Mir. La pallina è per Rubio ancora, avanza, finta, poi va alla conclusione ma è murata da Amato nello specifico, sfera in profondità, Scuccato, niente da fare, schierato il Forte dei Marmi, va la manovra, la formazione del Breganze, ancora la GDS Impianti che deve difendersi dagli attacchi dei vicentini. Scuccato per Micians, in profondità per Texido, per Scuccato, ancora Micians attaccato, poi ci prova Scuccato, sfera alta, poi al momento Texido è in condizione di concludere ma interviene Maremmani, l'arbitro signor Ferrari vede però il fallo, il tocco da terra se non vado errato di Texido, la punizione in favore del Forte dei Marmi, che comunque aveva subito l'incursione importante del capitano breganzese.
Adesso è Burgaia, supera un avversario, il secondo entra in area, prova a superare anche il portiere, non gli riesce. La sfera all'indietro per Maremmani, l'appoggio per Rubio, il tentativo al centro ma fa buona guardia Texidò, torna in avanti, cambia per Amato, il missile di Amato è smorzato da un avversario, intanto fuori, scuccato dentro con il 99 Costernaro, fa il suo debutto, Costernaro fa il suo debutto in questa gara. Casas in possesso di pallina all'indietro per Rubio, entra in area, costretto a uscirne per l'intervento dell'avversario, poi ci prova dalla lunga distanza, tentativo di deviazione da parte di Maremmani, niente da fare. Veludo fa ottima guardia, il portiere della nazionale angolana non si fa sorprendere. Attenzione adesso a Michans che cerca un filtrante per Costernaro, niente da fare, la sfera recuperata da Rubio che con mestiere se la porta avanti per i suoi. Ancora i Versiliesi alla manovra, la GDS cerca il varco, fa buona guardia in fase difensiva, fa dunque il Breganze, dunque fa girare sfera la formazione allenata da Gigio Bresciani. Casas all'indietro, trova un compagno in Burgaia, dietro porta Burgaia, davanti a sé Michans, cerca di entrare in area, cerca il gioco volante, non riesce e dunque può tornare in avanti l'Anaro Breganze. La formazione di Mir che adesso cerca di mettere una sfera al centro con Costernaro, adesso l'alza e schiaccia, però smorzato molto bene dal portiere Riccardo Ognata che chiude il varco. Attenzione, ci prova ma è sull'esterno della rete, aveva tentato un tiro di prima intenzione Xavi Rubio, c'è l'ingaggio, la sfera si ferma sul retro della rete, dunque si riprende con l'ingaggio quando sono passati 5 minuti, risultato fermo al 20-25 del primo tempo, il 3-0 di Ambrosio per il rossoblu. Burgaia in possesso di sfera, da questi a Maremmani, cerca un compagno, lo trova nell'arretrato Casas, l'appoggio è per Maremmani, da questi a Casas ancora per Burgaia che fa alla conclusione, la sfera fermata dal portiere che para molto bene. Siamo dall'altra parte e adesso Amato cerca di andarsene, costretto a passare sul retro della porta, la dà all'indietro Michans, va alla conclusione, murata però dall'attenzione, poi la sfera rimbalza sulla stecca di Texidò, la recupera il Forte dei Marmi, cerca di darla in profondità velocemente Casas ma la riprende il Breganze che adesso cerca la pressione, ovviamente sotto per 3-0 deve cercare obbligatoriamente di accorciare, il Forte dei Marmi non riesce ad approfittarne. Ancora il Breganze in avanti con Texidò, il muro entra in area, la mette al centro per Costernaro che va a siglare, grandissima azione di Texidò che fa fuori un paio di avversari, poi la mette dall'altra parte dove c'è un solitario Costernaro che può insaccare alle spalle di un incolpevole Ignata, lasciato colpevolmente da solo dopo 6 primi e 10 secondi, dunque accorcia il Breganze. Sì, diciamo che forse non si aspettavano un'azione così bella di Texidò, però Costernaro era completamente solo e tanto vediamo subito dall'altra parte una conclusione di Ambrosio che si impenna, come è già successo varie volte anche in occasione di una delle reti del primo tempo, e il Breganze quindi si trova decisamente rilanciato da questa rete che era un po', no? Quando le partite hanno un primo tempo di questo genere, intanto una conclusione di Rubio, dipende molto da chi segna. Se avesse segnato il Forte dei Marmi forse la partita poteva anche dirsi conclusa, a questo punto invece si riapre decisamente, anche perché il Forte dei Marmi deve decisamente, riuso lo stesso avverbio, essere più concentrato anche nella fase di interdizione. Senza ombra di dubbio avevamo visto nel primo tempo che facendo girare bene a 2000 all'ora la pallina si trovavano i varchi, e quello che deve fare il Forte dei Marmi. Intanto rientra in pista Retis, turno di riposo per Michans, 17:54, Texidò che non è l'autore della rete ma è sicuramente quello che ha costruito il tutto per consentire a Costernaro, che comunque seppur da solo è riuscito a trovare il varco, adesso ci prova dalla lunga distanza, la sfera smanacciata dal portiere Rubio,
finisce nei pressi del collega e Amato in possesso di pallina deve andarsene dalla guardia di Maremmani, ci riesce dando sfera in profondità, ancora Texidò, tentativo al centro, il tentativo di deviazione, poi la sfera sparata lontana, attenzione, rimane a metà strada fra Ambrosio e Maremmani, ne approfitta poi Maremmani che rilancia, o meglio cerca di rilanciare Casas, ma è troppo lunga la sfera e se ne impossessa nuovamente il Breganze, che adesso, rincuorato dal gol, cerca di andarsene. C'è il fallo fischiato dall'arbitro, vediamo che cosa ha visto il signor Ferrari. Il pattino, a mio avviso, fischiato dal signor Ferrari, dunque la punizione in favore del Breganze. 17:04, 3-1 il risultato. Il Breganze si fa intraprendente, sfera ancora per Retis, ma c'è buona guardia del Forte dei Marmi che comunque deve ancora difendersi. Recupera adesso sfera Rubio, dobbiamo tornare in avanti, andare a giocare con calma seguendo gli schemi indicati, è quello che fa cenno il signor Pierluigi Bresciani dalla panchina, che si sbraccia per i suoi. Intanto è entrato Motaran a dare peso in fase difensiva al posto di Maremmani. Motaran che si ferma, cerca e trova adesso Casas, scivola Casas, non ottiene il possesso di sfera. Capitan Motaran, intanto si lotta a centropista fra Amato e Ambrosio, ancora Rubio dietro porta, la cede per Ambrosio, scusate, la sfera all'indietro, il missile, la deviazione non riesce dopo la parata del portiere Veludo. Ancora la pallina in favore del Forte dei Marmi, Casas supera tutti, poi al momento del tiro rimbalza lentissima ma a filo la recupera ancora Casas, sera che rimane lì, si accartoccia il portiere, occasionissime, 2 di fila per Casas, ma niente da fare, ancora il risultato rimane fermo sul 3-1. Intanto ha qualcosa da dire Gigio Bresciani al signor Brambilla, che è l'arbitro vicino alle panchine. C'è da asciugare la pista e mi pare che dopo un attimo di sbarrimento il Forte dei Marmi sia tornato pericoloso, Giulio. Ma del resto è quello che deve fare il Forte dei Marmi. Il Forte dei Marmi quando gioca, lo si è visto nel primo tempo, mantiene il ritmo a un certo livello, ha giocatori in avanti che fanno la differenza in qualunque momento. Viceversa, se rallenta, il Breganze ha dimostrato ampiamente, ma non solo con la rete, anche in altre circostanze, di essere in grado di creare non pochi problemi, e credo che Bresciani si stia sbracciando proprio per quello, perché ha capito benissimo che la squadra deve gestire la partita, non farsela imporre, diciamo, la gestione della partita, perché è chiaro che ha le potenzialità per farlo, e non facendolo si espone veramente a dei grossi rischi, perché abbiamo detto, dicevo nel primo tempo, no, che i 2 gol di vantaggio nell'hockey contano, eccetera. Sicuramente sono più difficili da rimontare, ma mai quanto per esempio nel calcio, quindi è chiaro che non possono bastare, come non bastavano 3, per far dormire sonni tranquilli, quando, come in questo caso, ce ne sono 2 di vantaggio e mancano quasi 16 minuti alla fine della partita, teoricamente, se finisce nei 50 regolamentari. Dunque 15:50 alla fine di questa gara, con Rubio in possesso di sfera, appoggia per Burgaia, da questi a Motaran, se ne va in fascia destra, attaccato Motaran, resiste ancora all'indietro per Rubio, da questi a Burgaia, rimbalzo maligno, ma la sfera torna a Rubio che punta l'avversario, poi Ambrosio chiuso, decide perciò di manovrare sfera all'indietro per il proprio capitano. Motaran che si libera, poi appoggia ancora per Rubio, da questi ad Ambrosio, supera un avversario, l'appoggio, poi la sfera che si impenna, rimane lì, finisce a terra e c'è il fallo di squadra numero 6 a carico del Forte dei Marmi, fallo di Motaran su Retis, che gli aveva soffiato il tempo e portato via sfera, e si diventava un'azione pericolosissima. Tanto battuta in questo momento Michans, Texidò, Retis e Costernaro, se non vado errato, in pista per il Breganze, dall'altra parte Burgaia, Ambrosio, Motaran e Xavi Rubio. La sfera è per Motaran, da questi
Ambrosio supera l'avversario, il tiro al palo pieno, la traversa di Ambrosio, sfortunatissimo in questa occasione. Poi grande Motaran, Sosea Sfera, se ne va Rubio, l'appoggia per Burgaia, al centro per Rubio al momento della conclusione, sbilanciato, mantiene Sfera ma all'angolo, vediamo chi avrà la meglio fra i due. Ha la meglio il Braganza che se ne va con Retis per Texidò, perde il tempo, poi Michans murato da Motaran, la Sfera intercettata dall'arbitro, diventa un passaggio per Burgaia, si ferma Burgaia all'angolo. Dunque ci sono queste fiammate improvvise da una parte e dall'altra che vanno ad accelerare i tempi. Ancora Motaran in possesso di pallina, da questi a Rubio, dall'altra parte per Burgaia supera un avversario, palla che rimane lì, poi in una qualche maniera se la trova addosso Veludo che fa buona guardia. Ancora Texidò è l'uomo in più per quanto riguarda lo smistar palline, la Sfera all'indietro e Michans adesso a recuperarla, la spara lunghissima, smorzata, ma è ancora, attenzione, il Forte dei Marmi che recupera con Burgaia, si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni. 13:28, andiamo a manovrare. La GDS Impianti in vantaggio per 3-1 quando mancano 13 primi e 30. Tentativo di Motaran però fermato, attenzione a Michans che se ne va, sporcato il passaggio. Dunque il Forte Armi che rientra in possesso di Sfera. Ambrosio si guarda in giro, va alla conclusione, la para il portiere. La ribattuta è ancora però per Rubio che la mette al centro. Burgaia, la conclusione, passa al lato ancora. Forte dei Marmi che sta cercando di impensierire l'avversario, c'è adesso 2 su Ambrosio che volava in area di rigore e c'è la massima punizione, il rigore per il Forte dei Marmi quando mancano 12:51. Il rigore è affidato a Motaran. Giulio, speriamo sia più fortunato dal punto di vista del Forte dei Marmi della partita di andata, perché ha colpito una clamorosa traversa con Veludo che non ci sarebbe arrivato e Motaran è stato sfortunato in quella circostanza. Vedremo, Veludo si riposa perché ne ha ben donde, perché in varie circostanze ha dovuto fare non solo il portiere ma anche il difensore, perché non solo ha parato ma ha anche dovuto allontanare la pallina prima che arrivassero gli avversari. Ferrari va a richiamare Veludo che già all'andata aveva perso un po' di tempo per sistemarsi tutta l'attrezzatura. Ferrari lo richiama e gli dice che bisogna fare presto. Vediamo, intanto invita anche Motaran a sistemare la pallina, forse siamo pronti. Eccoci qua, dunque Capitan Motaran contro Veludo. Certo che se riuscisse a segnare la quarta rete metterebbe una seria ipoteca sul proseguio di questa gara, ma abbiamo visto che Veludo è tutto meno che sprovveduto. Il tiro e Davide Motaran, il capitano, il mio capitano, fa 4-1. La mette là nell'angolino a schiacciare il ragno dove nessuno può arrivare. E dunque il capitano della GDS Impianti Hockey Forte dei Marmi porta nuovamente a +3 la squadra di casa e mette una seria ipoteca sul proseguio. Ovviamente il Forte dei Marmi adesso non è che deve fare melina, deve continuare a giocare, ma insomma un +3 importante in un momento in cui il Breganze si faceva pericoloso. Intanto il tentativo, niente da fare, recupera Sfera Casas, addosso a sé Scuccato, si ferma in orizzontale per Burgaia. Ancora Burgaia, si ferma, poi torna sui propri passi, si affida a Motaran, sbaglia il passaggio Motaran, la recupera però Borgo, va alla conclusione, passa al lato. È Amato il più veloce ad andare a portare via Sfera. Su di lui c'è Motaran, Amato dietro porta per Borgo che cerca un tentativo velleitario. La Sfera recuperata da Casas che vola da solo. Casas là, è bravissimo Veludo, veramente importante
il tentativo di Casas che poi sbatte contro la balaustra, ma Veludo è giocatore decisamente di grande spessore, ha salvato il Breganze da una goleata certa questa sera, Giulio. Eh sì, anche all'andata, specialmente nella fase finale del primo tempo della partita di andata è stato letteralmente bombardato e ha parato tutto. Casas qui ha fatto una grandissima cosa perché ha alzato la pallina con una facilità in piena velocità, perché poi si fa presto a dirlo stando qui a sedere, ma lui era in piena velocità, ha alzato la pallina, l'ha messa nel set e Veludo ci è arrivato. Grandissima sia l'azione di Casas sia la risposta di Veludo. Dunque si riparte con la punizione in favore del Breganze per la sfera, no, è il Forte dei Marmi. Vediamo quella che è la decisione dell'arbitro. Sì, punizione in favore del Forte dei Marmi, battuta in questo momento. Ancora Motaran in possesso di pallina, da questi a Maremmani e Mattucini in pista al posto di Ambrosio e Casas. Maremmani ancora sfera all'indietro per poi la gioca su Burgaia, da questi a Motaran per Burgaia, punta un avversario, appoggia ancora per Maremmani dopo il tocco di Capitan Motaran. Adesso è Burgaia, 7 secondi, bisogna andare alla conclusione, lo fa in questo momento, ma fa buona guardia Veludo. Attenzione, Borgo cerca di andarsene, riesce a servire Scuccato, non gli ritorna a sfera immediatamente come chiedeva, va alla conclusione dalla distanza, fermata, la sfera recuperata da Mattucini, la rilancia su Davide Motaran, al centro c'è una deviazione, sfera che si impenna sul tocco di un giocatore del Breganze, dunque fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore del Forte dei Marmi. 10:43 alla fine, 4-1 il risultato, 8 falli per il Breganze, a quota 6 il rosso-blu. Attenzione, Burgaia ancora, cerca un compagno, lo trova in Maremmani, arretratissimo al limite dell'antigioco, ancora Burgaia in orizzontale per Davide Motaran, per Maremmani, tempo che scorre a tutto vantaggio dei rosso-blu che cercano di far aprire e alzare soprattutto la difesa del Breganze, difesa decisamente importante. Intanto finisce a terra Borgo, concede una palla a Burgaia che la gira all'indietro, missile ma è smorzato, poi la sfera soffiata, attenzione Michans, situazione importante, poi la sfera districata da Motaran che appoggia per Burgaia, si ferma Burgaia, non va a forzare il tiro, era stato recuperato da Borgo che era rimasto un po' più indietro dei compagni. Motaran in possesso di sfera, ancora per Burgaia, per Motaran, da questi a Maremmani, ancora per Mattucini che lo fa correre per Burgaia, dietro porta Burgaia, tenta sotto gamba la conclusione, niente da fare, non riesce, si ferma Mattucini per cercare di far rientrare i suoi, ritardare la ripartenza dei veneti. Adesso è Michans per Scuccato, ancora Amato in possesso di sfera, cerca un compagno, lo trova in Michans, intanto la conclusione smorzata da Motaran che rilancia per Burgaia, Burgaia per Maremmani, Maremmani entra in area, poi finisce addosso al portiere Veludo, c'è il fallo a carico del Forte dei Marmi, il numero 7. Cerca di saltare il portiere sullo slancio in uscita ma non gli riesce, c'è il fallo, seppur involontario, viene comunque affidato il fallo a carico del Forte dei Marmi e si ripartirà con una punizione in favore del Breganze. Adesso mi pare un Forte dei Marmi che fa girare sfera e cerca Giulio di allargarsi un po' per ripartire, ma insomma il Breganze se non è all'ultima spiaggia quasi. Sì, è chiaro che il Breganze spera di riuscire a segnare una rete per riportarsi in gioco, perché insomma 3 reti sono tante, però nell'hockey basta poco, no? Quindi basta un attimo di distrazione, lo si è visto prima che il Breganze è in grado di sfruttare, tanto la conclusione di Michans, parata e messa fuori dal rettangolo di gioco da Agnata,
dicevo basta poco, basta un attimo e il Breganze è sempre pronto ad approfittarne. Sta al Forte dei Marmi, come dicevo prima, continuare a giocare in questo modo, ecco, non come prima della terza rete. Ora il Forte dei Marmi poi può anche subire la rete, però sta giocando in un altro modo, non concede quell'iniziativa che ha concesso un po' troppo prima che il Breganze riuscisse a segnare il gol del 3-1. Intanto è rientrato Texido, qui c'era un potenziale fallo, l'arbitro non lo ravvede, dunque ancora per Burgaia, in profondità per Motaran, entra in area, va alla conclusione, molto bravo in uscita a capire tutto il portiere Veludo. Adesso è Maremmani che l'appoggia per Mattucini orizzontale per Motaran, deve uscire dall'antigioco, lo fa in questo momento. Attenzione Burgaia, dietro porta, attaccato da Michans per Maremmani, ancora Burgaia, Mattucini per Motaran, in profondità Burgaia al centro, un soffio troppo indietro, non ci arriva Mattucini. Siamo dall'altra parte con Michans per Scuccato, tanto al cambio fuori Amato e dentro della Valle. Texido è l'uomo dell'azione importante che ha creato il gol del Breganze. Ci prova Mattucini ma non si fa sorprendere il portiere Veludo. È Scuccato adesso, attenzione, la sfera rimane lì, la spara in una qualche maniera Maremmani, che poi si sacrifica per tutti, la devia fino a toccare il soffitto. C'è il time out quando mancano 7:04 chiesto dal Breganze. 4-1 per il Forte dei Marmi, 8 falli per la formazione del Breganze, 7 per la GDS Impianti. Giulio. Sì, la partita chiaramente non solo come risultato sulle stecche del Forte dei Marmi, ma è un Forte dei Marmi che non si deve distrarre se vuole portare a casa questo 8° trofeo del suo Albo d'Oro, no? 3 campionati fino a questo momento, 4 campionati, 2 Supercoppa e una Coppa Italia, sarebbe la terza Supercoppa se il Forte dei Marmi la vincesse. Però insomma il Breganze ci sta credendo fino alla fine nella possibilità quantomeno di riaprire la partita. Poi è chiaro che 3 gol da segnare sono tanti, però lo si è visto sul 3-1, dipende molto com'è l'impatto psicologico della squadra che subisce il gol. Il Forte dei Marmi ha dimostrato di averlo assorbito bene l'impatto della rete subita, ha poi segnato grazie al rigore sfruttato, un rigore peraltro che mi sembrava ineccepibile, e quindi ha di nuovo ricomplicato quel tentativo di rimonta che il Breganze aveva iniziato. E devo dire che comunque, nonostante che sia il Breganze quello a dover spingere di più, le occasioni migliori anche in questo secondo tempo sono arrivate al Forte dei Marmi. Indubbiamente il lavoro di Veludo è stato superiore a quello che ha dovuto fare Ignata. Senza ombra di dubbio è un Forte dei Marmi che riesce a trovare le conclusioni con tutti i suoi avanti, lo dimostrano che le 4 reti vengono da 4 giocatori diversi. Intanto è Scuccato dietro la porta, su di lui riesce Mattucini a soffiare sfera, rilancia per Burgaia, tiro di Burgaia, deviazione, sfera che si impenna, spara all'indietro ma c'è Della Valle per Michans. Il tiro questa volta è Gnata che va a guadagnarsi la pagnotta, poi il capitano Motaran si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni, torna a manovrare la GDS Impianti, si difende il Breganze altissimo. Vediamo che Michans praticamente nel cerchio di centropista. Attenzione, adesso la sfera è per Maremmani fra 2 avversari, la recupera e la controlla con il corpo, un buono Scuccato, ma poi ancora Mattucini per Burgaia, dietro porta, Burgaia all'indietro, Motaran cerca un compagno, lo trova in Mattucini, rimbalzo maligno, lotta il nostro Cosimo, ma poi alla fine Michans a districarla per i suoi e a riportare sfera avanti quando mancano 5:50 alla fine della gara. Il risultato arride alla formazione della GDS Impianti Hockey Forte dei Marmi. Adesso gran lavoro di Mattucini su Texido, gli porta via sfera, poi se ne va in velocità, lo supera
supera anche il secondo avversario, poi rinviene su di lui Texido, attenzione, cerca di andarsene, stavolta è Motaran a deviargli l'occasione. Motaran gli porta via pallina e rimposta l'azione d'attacco proprio Davide Motaran, supera un avversario, non supera il secondo, è Michans. Alla meglio ancora il capitano rosso-blu, da questi a Burgaia per Maremmani, per Burgaia ancora, attenzione, ancora Maremmani, cerca di farsi vedere, adesso Burgaia, sfera al centro, se ne avvede troppo tardi Burgaia, poi lotta ma alla meglio della Valle che se ne va in fascia sinistra, arriva all'altezza della tre quarti, tenta un alza e schiaccia importante, così come importante è la risposta del portiere Ignata. Dall'altra parte Burgaia, 4:43, ancora intanto pronto al cancello, per il Forte dei Marmi c'è Ambrosio, per il Breganze c'è Amato. 4:31 e si alzano il rumore dei decibel, si alzano i decibel del pala hockey, dunque il tifo si fa più forte, c'è aria di festa, ancora attenzione, c'è il gol di Mattugini, ma aveva toccato e addomesticato con un pattino, dunque non si può neanche parlare di rete annullata, è stata praticamente fischiata molto prima. Fuori Michans, dentro Amato e fuori Cosimo abbracciato da Pierluigi Bresciani e dentro Ambrosio, insomma questa volta viene fischiato il fallo, ma c'era un contatto lievissimo e dunque ottavo fallo per il Forte dei Marmi, dunque pari falli. Si lotta intanto in area di rigore, vediamo quello che è la decisione dell'arbitro. Intanto stiamo aspettando che venga pulita la pista, e beh, qui ogni volta che si tocca un ginocchio a terra con questo caldo ovviamente si fa una macchia di sudore. Intanto tutto pronto, Texido per il tiro di Amato, la deviazione di Rubio, sfera fuori dal rettangolo di gioco e dunque si riprende a 4 minuti dalla fine con la punizione in favore del Breganze. La gioca Texido per Amato, il tiro, la deviazione, poi la sfera recuperata da Rubio, rilanciata per Ambrosio che con calma appoggia dall'altra parte a Maremmani, pressing a tutta pista da parte dei giocatori del Breganze, ovviamente in questi ultimi 3 primi e 40 che separano il rosso-blu dalla coppa. Il Breganze cerca di pressare altissimo, ancora Rubio esce dall'antigioco in questo momento, Motaran, 3:26, Rubio ancora per Ambrosio, per Motaran, in porta, e il gol che chiude la gara, 5:1, è il mio capitano a mettere il sigillo su questa partita quando mancano 3:17. Dunque grandissima rete, ben servito Motaran, ma veramente un gol da attaccante. Un gol da attaccante, ma una gestione del gioco del Forte dei Marmi negli ultimi minuti veramente perfetta. Ora c'è un time out chiesto, così ne approfitto, veramente perfetta, al di là del Breganze che sicuramente cominciavano a vedere passare i minuti e quindi non più credere tanto nell'impresa, però il Forte dei Marmi ha gestito veramente in maniera perfetta e questo gol è proprio la finalizzazione di questa gestione della palla. È stato bravissimo Motaran a segnare, ma sono stati bravi i suoi compagni a farsi venire sotto i giocatori del Breganze, a pescarlo, e lui ha segnato una doppietta. Avrebbe meritato un gol anche all'andata, questa volta ne ha fatti 2, quindi si è riscattato, diciamo, dal punto di vista delle segnature, perché poi aveva giocato una grande partita anche là, era andato, l'avevo già detto nel primo tempo, vicinissimo al gol, con un'azione simile a questa, fra l'altro, che sono un po' il suo marchio di fabbrica, di un giocatore che sembrerebbe un difensore anche per stazza fisica, ma può fare dei gol come questo saltando anche il portiere, davvero attaccante, cosa che peraltro ha fatto anche Maremmani, quindi a dimostrazione poi del fatto che sì, l'hockey
avrà tanti problemi, ma insomma l'evoluzione tecnica negli ultimi anni c'è stata, quindi indubbiamente il Forte dei Marmi sta ampiamente meritando questa Supercoppa che si appresta fra poco. A questo punto veramente penso che lo possiamo dire a celebrare, a meno che non si suicidino e comincino a tirare nella propria porta. Intanto è Giovannetti che è subentrato, è entrato in pista, anche lui dunque assaggia questo finale, questi ultimi 3 minuti. E proprio sul discorso Giovannetti c'è anche da analizzare quella che è stata la gestione della partita da parte di Gigio Bresciani, perché al di là di Maremmani che è stato a lungo in pista, ma ormai è giocatore fatto, insomma, senza nessun problemi, sappiamo quello che riesce a fare e come lo riesce a fare. Abbiamo visto anche un Cosimo Mattucini importantissimo messo dentro, e questa volta c'è il colpo da parte di Texido a Ambrosio che finisce a terra, viene allontanato da Capitan Motaran, vale il 9° fallo a carico del Breganze. Dunque, dicevo, la gestione della panchina, abbiamo visto che oltre a Maremmani, come dicevo, che oramai ci siamo, anche un Mattucini, Giulio, a lungo in pista, perciò insomma grande fiducia. Mattucini aveva già giocato molto bene in gara 1, stasera è andato vicino alla rete, ma è un giocatore, al di là di quello, è stato molto bravo in un paio di recuperi difensivi, dimostrando grande personalità, perché si sa, no? I giocatori più inesperti spesso si mettono avanti, no? Mattucini ha fatto un paio di recuperi difensivi andando poi a togliere la pallina anche a Michans, che insomma non è l'ultimo arrivato, e quindi a dimostrazione che è veramente un elemento su cui Bresciani può contare, ma che abbia fiducia in lui lo si è visto anche in gara 1 quando è stato in pista a lungo, anche con risultato in grandissimo equilibrio, quindi anche lui è un giocatore ormai a pieno titolo nella rosa. E intanto è entrato anche Giovannetti che fa il suo debutto in questo campionato al Palazzetto dello Sport di Forte dei Marmi. È il giovane, l'ultimo arrivato in rosa, va praticamente a sostituire, se vogliamo, Elia Cinquini, che lo scorso anno giocava in quel ruolo. Cresciuto nel vivaio, Giovannetti, giocatore importante per la Serie A2 negli anni scorsi, anche una buona dose di reti. Ovviamente bisogna che si adatti al nuovo campionato e lo farà sicuramente, perché è ragazzo sportivamente molto intelligente. Intanto ci prova ancora, niente da fare, poi finisce a terra Texido, scivola, c'è la punizione in favore del Forte dei Marmi, bisogna mettere la sfera sul vertice basso, battuta in questo momento proprio Giovannetti in possesso di sfera, attaccato da Michans, alla meglio Giovannetti, poi cerca il filtrante al centro per Ambrosio, questa volta è Amato a dirgli di no. Insomma, sti giovani terribili ce l'hanno con Michans, è già la seconda volta che gli portano via pallina. E intanto Rubio in profondità per Rubio ancora, poi sbilanciato, tocca la porta, ma la sfera è recuperata da Texido. In profondità per il numero 3 della Valle, dalla Valle ancora fra due avversari, poi la sfera finisce lontana, Michans la recupera per i suoi quando stiamo correndo per l'ultimo giro di lancette. Ci prova Amato alla lunghissima distanza, sfera che rimane lì, poi spazza l'area, Gnata la recupera Rubio, si ferma Rubio, la dà all'indietro per Giovannetti che nel cadere tocca a sfera e c'è la punizione già battuta. Attenzione, Dalla Valle finisce a terra, Dalla Valle caracrollato sul portiere e l'arbitro signor Ferrari decide che è rigore al 24:30, rigore affidato a Michans. Dunque Forte dei Marmi che si aggiudica questa Supercoppa 2019 a pieno titolo, ha pareggiato 3-3 in casa del Breganze grazie alla doppietta di Burgai e al gol di Maremmani.
e questa sera ha concluso il capolavoro in casa con il gol di Rubio, di mare in mani di Ambrosio, poi la doppietta di Motaran. Adesso è Michans che tira, gliela para ancora, grandissimo Riccardo Ognata che decide la traversa all'ultimo secondo, praticamente quando ne mancano 15 di Rubio. La sfera rimane lì, c'è ancora la possibilità di un tiro, se ne va Motaran, la fiammata finisce sul retro della porta, niente da fare, si riprende con l'ingaggio a 5-0-2 Giulio. E beh, insomma, direi meritata vittoria. Ma senz'altro e l'esultanza del pubblico di Forte dei Marmi è pienamente legittima, con tutto il pubblico in piedi a festeggiare, appunto, come dicevo, l'8° trofeo di questo incredibile seconda decade del terzo millennio del Forte dei Marmi. Ai 4 scudetti, alle 2 Supercoppe e alla Coppa Italia si aggiunge questa terza Supercoppa italiana conquistata con pieno merito a spese di un Breganze che ha fatto onestamente quello che poteva, ma che effettivamente ha dovuto soccombere a una superiorità tecnica che nella prima partita non si era vista, ma nella seconda è apparsa in tutta la sua evidenza. Forte dei Marmi, che sicuramente ha giocato un'ottima partita, ha avuto un unico momento di sbandamento, che è quello che ha portato al 3-1 della formazione veneta, poi si è subito ripresa, in particolare poi nel momento in cui il Breganze ha cercato in tutte le maniere, con un pressing abbastanza forte, di metterlo in difficoltà, ha gestito la partita in maniera impeccabile e quindi ha portato a casa questo trofeo che quelli che non lo vincono dicono che conta poco, però in realtà è un trofeo sicuramente meno importante dello scudetto e della Coppa Italia, ma è comunque un trofeo che fa albo d'oro e che è il modo migliore per iniziare una stagione. Chiaro che il Forte dei Marmi era favorito, era il campione d'Italia rispetto ai vincitori della Coppa Italia, poteva giocarlo in casa e tutto il resto, però insomma la partita la doveva vincere, l'ha vinta con pieno merito e fra l'altro dimostrando anche di essere a un ottimo punto per quanto riguarda la forma e anche di avere veramente delle chance di continuare a lottare ai massimi livelli. Grazie, il microfono torna a Fabrizio Ercolini. Bene, adesso in attesa della premiazione che ovviamente andiamo a seguire, vediamo le Coppa con le 2 Miss pattinaggio già in pista, si schierano i fotografi, il saluto delle squadre ai 2 arbitri, il saluto ai tifosi da parte del Forte dei Marmi vincente e ovviamente bisogna attendere i vertici della federazione per la premiazione. Ricordo quello che è stato l'andamento di questa finale di Supercoppa. All'andata il Breganze si presentava orfano di Texidò, il proprio capitano, per squalifica, e il risultato finale è stato di 3-3, 2 reti di Burgaia, 1 di Maremmani, 2 di Scuccato e poi Michans su rigore. Ovviamente il Breganze può recriminare ovviamente su quel tiro diretto a pochi secondi dalla fine che avrebbe cambiato l'inerzia di questa gara, però il buon Riccardo Ognata ha fermato quell'incursione e dunque si chiude la partita sul 3-3. Si apre quella di ritorno a Forte dei Marmi e bisogna aspettare il 14° per il gol di Rubio che segna l'1-0. Poi è Maremmani il raddoppio su bella imbeccata di Ambrosio per il 2-0. Ancora Ambrosio il 3-0. Ambrosio che questa sera è stato premiato con la Stecca d'Oro. Nel secondo tempo Costernaro cerca di impensierire il rossoblù e illude il Breganze, accorcia le distanze, ma il rigore al 6° minuto, il rigore di Motaran al 12° fa 4-1, poi ancora Motaran per il 5-1. A niente vale il rigore nel finale affidato a Michans quando mancavano solo i 30 secondi, peraltro parato dall'ottimo Riccardo Ognata. Vediamo adesso le squadre a centropista, pronta la formazione rosso-blu per ricevere la Supercoppa. Il presidente si avvicina, ovviamente un applauso alla formazione del Breganze che ha onorato al meglio questa
duplice sfida, ricevono gli applausi del pubblico del Palasport di Forte dei Marmi. E adesso è giunto il momento della premiazione. Dunque vediamo che ci si prepara per la premiazione del GDS Impianti Hockey Forte dei Marmi, che è pur vero che varrà poco, come dice qualcuno, questa coppa, ma comunque la prima finale e il primo trofeo qualcuno lo doveva vincere e l'hanno vinto i rossoblù di Gigio Bresciani. Eccoci qua, tutto pronto, le foto di rito e poi la squadra che va a chiamare il pubblico all'urlo finale. Forte dei Marmi vince la Supercoppa 2019, dunque un nuovo trofeo che entra sulla bacheca rossoblù. Tra gli applausi del Palasport sfuma, esce la squadra del Breganze. Forte dei Marmi ovviamente che rimane in pista in attesa del bagno di folla che arriverà a breve dopo le foto di rito. Io credo a questo punto che per il momento sia tutto. Ringrazio Giulio Arnolieri per il commento, ringrazio l'amico Giuseppe Nardini per le riprese, Marcello Bulgarelli per la regia. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto. L'appuntamento con la Fierce TV ovviamente è per sabato, tutte le gare in diretta. Personalmente sarò a Montebello per Montebello GDS Impianti Hockey Forte dei Marmi.